con mister Filippo Chinnici al termine dello 0-0 fra San Giorgio Piana e Unitas Sciacca, secondo 0-0 in campionato. Mister, che partita è stata? Sicuramente l'avevamo fatto perché è regolarissimo. Dico, in 3 partite ci mancano 2 calci di rigore e un gol annullato regolare. Dico, non va bene così. Dico, siamo una neopromossa, però vogliamo il rispetto, pretendiamo il rispetto perché facciamo tanti sacrifici, tanto lavoro e non è concepibile una situazione del genere, quindi non va bene per niente. Pretendiamo il rispetto. Non va benissimo così. Sono troppo nervoso. Rimangono sicuramente dei dubbi, come ha detto lei, su questo gol. È anche un calcio di rigore perché c'è un fallo di mano pure evidente. Già abbiamo visto le immagini. Su questi episodi nel secondo tempo avete creato di più voi, però è stata una partita molto combattuta. Da dove riparte il San Giorgio? Ma il San Giorgio parte dalla consapevolezza che non ha paura di nessuno. Noi giochiamo partita per partita, però ripeto, non si può, noi non diciamo nulla, non ci lamentiamo, però credo che sia arrivato il momento di farsi sentire perché, ripeto, 2 calci di rigore nelle prime 2 partite, un gol oggi regolare e poi sono punti che pesano. Dico, sappiamo che campionato dobbiamo fare, Piana è una realtà e quindi pretendiamo, per come lo diamo, pretendiamo il rispetto da tutti.